Buonasera a tutti, una puntata straordinaria di Cinema Re per fare il punto della situazione sul cinema in Sardegna. Il 2007 è stato un anno fortunato per il cinema sardo. Tanti rassegne, festival di cinema, alcuni film prodotti in Sardegna, tanti cortometraggi e documentari, alcuni registi che hanno conseguito premi importanti e tanti giovani talenti che crescono insieme appunto al cinema sardo. Importantissimo la legge sul cinema approvata nel 2006 dal Consiglio regionale è recentemente passata dalla teoria alla realtà, mettendo a disposizione del cinema 3 milioni di euro. Nel 2007 in Sardegna, a Cagliari, è nato anche un sito di cinema, Cinemecum, ricco di servizi e rubriche per tutti i gusti, un settimanale online patrocinato dal Ministero e dal Comune di Cagliari per promuovere il cinema e la Sardegna. Cinema Re è un programma di cinema e il film è soprattutto una creatura del regista. Ma chi è il regista? Cosa fa? Lo abbiamo chiesto a Giuseppe Piccioni, regista autore di molti film di successo, dal Grande Black sino a La vita che vorrei, Luce dei miei occhi, film interpretati da grandi attori italiani come Silvia Orlando, Margherita Bui, Sergio Rubini. Sentiamolo. La regia ha a che fare con la necessità di prendere decisioni, no? Dall'inizio alla fine, da quando si comincia a decidere una storia. Dirigere un film significa compiere delle scelte e arrivare alla fine del film con il minor numero possibile di rimpianti sulle scelte che si sono fatte. Prima di tutto c'è un incontro tra il regista e un attore, un'attrice, deve scattare qualcosa, un desiderio di lavorare insieme. Poi soprattutto c'è il lavoro. Io comincio a dirigere, tra virgolette, gli attori qualche mese prima di essere sul set, quindi arrivo sul set con una gran parte del lavoro che è già stato svolto, cioè le decisioni fondamentali, le scelte fondamentali sono state fatte grazie a questo incontro, a questo lavoro in cui il regista e l'attore si confrontano sulla sceneggiatura e gli attori, io a volte chiedo anche un contributo di idee, di proposte, anche in cui sia possibile anche magari adattare qualche battuta e nello stesso tempo qualche volta anche fare qualche opera di persuasione per far fare all'attore qualcosa di cui lui non è del tutto convinto, però di cui io sono molto convinto. Attraverso questo processo che ha a che fare con la finzione si cerca di raggiungere una autenticità, il desiderio di raccontare qualcosa che va al di là di un semplice approccio professionale, no? È un desiderio che è insopprimibile, no? Un desiderio di manifestarsi, di raccontare attraverso personaggi e storie una parte di sé. Un tentativo proprio intenso di adesione a qualcosa che si cerca di rappresentare il più vicino possibile a quei processi di immaginazione, di fantasticherie, di interiorizzazione di un'immagine, di una sequenza, di un momento della storia su cui noi abbiamo lavorato tanto prima, no? Un film dipende in gran parte da tante, non solo dagli grandi snodi, ma anche da piccoli gesti, da sfumature, da come si portano, come un'attrice porta i capelli, o anche da questo, no? Oltre che da qualcosa che è una variabile del tutto indipendente dalla nostra volontà. A volte succede anche questo, che l'attore ti regala qualcosa che tu non prevedevi, un'espressione non del tutto premeditata e che arricchiscono la scena. In Sardegna abbiamo tanti registi bravi. L'anno scorso sono stati realizzati 2 film molto belli, Jimmy della Collina di Enrico Pau e Disegno di sangue di Gianfranco Caviddu. Quest'anno presto usciranno sul grande schermo altri 2 film ambientati in Sardegna. Zona e tavola di Salvatore Mereu e Tutto torna di Enrico Pizzianti. Sentiamo i registi parlare dei loro film. Sì, il film è ispirato a un romanzo di Giuseppe Fiori che si chiama Zona e tavola, ha conservato quel titolo.
Einaudi l'ha pubblicato nel 2001, ma in realtà è la rielaborazione di un romanzo che Fiori aveva scritto negli anni 60. È un racconto di formazione, la storia di un ragazzino che cresce senza il padre, perché il padre viene accusato di un delitto che non ha commesso e vive, appunto, viene tirato su dal nonno secondo le dure leggi della campagna. Insomma. Lo sfondo è la Sardegna degli anni a cavallo tra la seconda guerra mondiale e i primi anni 50 e dietro c'è anche una grande storia d'amore, insomma, che riguarda poi i due protagonisti della vicenda. Se devo dire che se mi sono ispirato, posso dire la commedia sociale sudamericana. Se possiamo poi fare un esempio ultimo, potrebbe avere delle affinità con un film spagnolo che è uscito alcuni anni fa, si intitola La Comunidad. Ha dei toni anche di commedia, ha dei toni di thriller, ha dei toni surreali, insomma ha dei toni neorealistici, è un po', insomma, un film cittadino che ho cercato di narrare in una chiave narrativa abbastanza ispanica, se così possiamo dire, no? Cioè trattare degli argomenti seri però in maniera anche divertente, in maniera fresca. Guarda, questo è stato un film lunghissimo, molto laborioso, intanto anche perché il passo del racconto era lungo e poi perché questo film, questa operazione Sonetaula nasceva con questa caratteristica, doveva essere un film per il cinema, ma poi, essendo la televisione uno dei partner principali, doveva produrre anche 2 puntate per la televisione e quindi alla fine abbiamo girato 4 ore di film, abbiamo realizzato nell'arco di un anno 2 film. È un film che è stato girato in 7 settimane, però di fatto era un film che doveva essere girato in 8 se non in 9 settimane. Ti dico, le riprese sono state molto lunghe e particolarmente laboriose. La più grande difficoltà in verità non è stata quella di dirigere gli attori, anche se anche questa volta ho usato molti non attori professionisti, ma la difficoltà più grande, trattandosi di un film in costume, è stato cercare di trovare quella Sardegna di quegli anni che ormai non esiste più se non in piccoli spazi e con molta pazienza, con un lavoro attento da parte degli scenografi, del costumista, abbiamo cercato di ritagliarcela là dove c'era e facendo finta che il tempo non fosse passato, insomma. Il momento più bello durante il set è stato quando c'erano gli spettatori affacciati ai balconi della città di Cagliari, cioè è stato il momento più bello in assoluto, la gente che stava ore e ore a guardare le nostre riprese e ci salutava con un applauso finale, come quasi un calore da stadio. Questo è stato il momento bellissimo, insomma, non solo alla Marina, dappertutto, è stata la partecipazione appunto della gente, del pubblico lì in via Roma, oppure mi ricordo una scena in via Pola, insomma al mercato di via Pola, dove si affacciava una balcone. È stato molto bello quello, è stata una grande soddisfazione per tutti, insomma. Siamo rimbalzati da un posto all'altro, dalla Barbagia al Sinis, a Tempio, a Bosa, a Oristano stessa, a Nuoro, alla Supramonte di Oliena, di Urzulei, di Dorgali, alla Marmilla, alla Trecenta, abbiamo girato un sacco di posti. Allora, nella troupe c'era una buona percentuale di sardi, devo dire che rispetto a quella che è la situazione delle maestranze sarde, la situazione è abbastanza chiara, cioè nel senso che in Sardegna adesso come adesso non c'è una professionalità tale da coprire una troupe. Ci sono delle figure professionali che iniziano a prendere contatto con quello che è la difficoltà di un set. Beh, per esempio lo scenografo era sardo, la costumista era sarda, il fonico Piero Fancello che era sardo, che ha fatto il centro di cinematografia, ha lavorato in Spagna, è un professionista straordinario. Se la misura è quella dei film sardi realizzati precedentemente, probabilmente questo
è quello che a oggi è costato di più, ma per una ragione molto semplice, perché appunto, come ti dicevo prima, per ragioni anche di minutaggio noi abbiamo girato un film di 4 ore, cioè, quindi 2 film. Sì, ci sono state maestranze anche sarde, abbiamo preso tutte quelle persone che avevano delle esperienze sul campo e che potevano essere, come dire, coinvolte in questo progetto. Purtroppo mancano ancora le prime figure tra le maestranze in Sardegna, mancano direttori della fotografia, mancano, no, il fonico anzi era proprio sardo. È molto difficile trovare quasi tutte le altre figure, mancano soprattutto i macchinisti, gli elettricisti, figure che, come dire, vorremmo poter avere qua e volentieri eviteremo di portarcele da Roma. Ecco. Il problema è che anche questo è un mestiere molto nepotista e loro difficilmente lo trasmettono e lo tramandano ad altri, cercano di tenerselo tra loro. Il film credo che sia costato intorno ai 700.000 euro. Il finanziamento grosso è stato del Ministero dei Beni Culturali, insomma. Era un film finanziato poi una parte del produttore e poi c'è stato un intervento successivo della Regione Sardegna. Dunque tanta strada ancora deve essere fatta a favore del cinema e per formare le professionalità necessarie, e proprio per aiutare e promuovere il cinema sardo nel mondo e agevolare le produzioni cinematografiche in Sardegna, la Regione Sarda ha approvato una legge sul cinema. Al riguardo abbiamo sentito la professoressa Maria Antonietta Mongiu, assessore alla cultura della Regione Sardegna. Serve a promuovere un'industria, che è un'industria culturale, ma che ha molte implicazioni economiche e quindi può essere una grande opportunità per la Sardegna. Quindi soprattutto l'obiettivo è un obiettivo di promozione economica, diciamo? Di promozione della creatività e di promozione economica. Attualmente la creatività, la cultura e la conoscenza sono la base delle nuove economie, quelle più forti naturalmente. Per il cinema sono stati stanziati 3 milioni di euro. La legge oggi è diventata operativa, una legge utile ma anche contestata e dibattuta. Non mi è piaciuto il modo con cui è stata portata avanti proprio la stesura della legge, anche se io poi ho partecipato, eccetera, comunque questa storia del fondo di rotazione non funziona. Non mi è piaciuto il fatto che ci sia stato un assalto alla diligenza, una sorta di assalto alla diligenza per 4 soldi. Non mi è piaciuto il pressapochismo con cui non si sono differenziate le vere fasi del cinema, cioè la produzione una, che è il motore portante, e poi tutto quello che viene a valle. Per quanto riguarda invece l'atteggiamento dell'assessorato alla cultura, non mi è piaciuta la presunzione con cui sono state gestite queste cose, cioè non sono stati chiamati chi questo lavoro lo fa, chi questo prima di fare i decreti attuativi, non dopo la protesta, ma prima. Non sono stati chiamati quelli che il lavoro lo fanno da decenni, che conoscono la realtà, e ci si è fidati così di consulenze che cioè non siamo stati considerati, insomma, noi che siamo in pochi ma questo lavoro lo facciamo e sappiamo quali sono le difficoltà di tutte le fasi. Allora, diciamo che l'ho molto seguita nei momenti della sua gestazione, perché così ho avuto un ruolo così di consulenza sul testo. Poi diciamo, il dibattito in aula e le successive traversie di quel testo non le ho potute seguire in prima persona perché sono coincise bene o male con questa lavorazione. A dicembre sono stati pubblicati bandi della legge che prevedono contributi in tutti i settori. Cinema Re, per facilitare la lettura dei bandi e della legge, ha preparato delle schede. Per le sceneggiature sono stati stanziati 150.000 euro.
Se avete un'idea, scrivete un soggetto o una sinossi, la consegnate insieme agli altri documenti e se la vostra storia sarà ritenuta interessante, potrete ottenere un contributo per far fronte alle spese della sceneggiatura. Il compenso per lo sceneggiatore, i diritti di autore, le spese per i sopralluoghi nelle zone dove si svolge la storia e così via. Per i cortometraggi. Se volete girare un cortometraggio, potete presentare il vostro progetto con il piano di lavorazione, il vostro curriculum, la relazione e la sceneggiatura. Per i lungometraggi. Il contributo in questo caso è destinato solo alle società di produzione con 24 mesi di vita che abbiano già realizzato un lungometraggio. Si tratta però della concessione non di contributi, ma di prestiti. La data di scadenza dei bandi è il 26 marzo alle ore 13. La produzione di lungometraggi è la parte più importante della legge, perché con i film si punta a promuovere la Sardegna nel mondo.